Ben ritrovati cari telespettatori, grazie di seguirci, grazie al nostro ospite di essere qui con noi, Roberto Boschetto, Presidente Confartigianato del Veneto. Ben arrivato. Buongiorno a tutti. Allora, mi fa piacere che lei sia bello sorridente perché infonde ottimismo ed è il caso di farlo. Infatti voi trovate sempre, giustamente come associazione di categoria, delle possibili soluzioni per le imprese, perché siamo arrivati a un momento, lo si sapeva all'onda lunga, perché era incominciata la crisi in Europa, in Germania, anche in Francia, eccetera, l'automotive era l'inizio, poi fine delle agevolazioni fiscali per la casa, adesso è crisi di molte aziende del settore artigiano, il lusso e noi con il settore tessile, moda, siamo messi male. Facciamo un po' il punto della situazione. Questo serve un po' non da consolare il mal comune mezzo gaudio, perché non si può dire, però a quegli imprenditori che magari non hanno modo di alzare la testa, sono chini sul lavoro e si preoccupano, alcuni ce ne sono, di dire guarda che non è che riguarda te, hai sbagliato qualcosa. È un momento difficile, ma si può trovare una soluzione, questo in sintesi estrema. Allora vediamo di analizzare com'è stato l'anno che abbiamo chiuso da poco. Il 2004, innanzitutto veniamo da un periodo storico, direi unico, che è stata la pandemia. Con questa si sono introdotte una serie di situazioni e di culture del lavoro diverse. Ricordiamo benissimo lo smart working per alcune categorie, ma soprattutto la cultura del lavoro è cambiata e la cultura sociale del vivere è cambiata. Siamo partiti bene, comunque bisogna dire la verità che dopo la pandemia tutta l'economia ha rialzato la testa ed è partita veramente bene. Purtroppo però cosa è successo? È successo che subito dopo alcune categorie, in particolare tutto quello che è il settore della metalmeccanica e della moda vuol dire alta moda, come dicevi, e vuol dire tutto il settore calzaturiero, hanno avuto e hanno tuttora ancora un momento di difficoltà. Ecco, analizziamo questo, che può anche interessare chi ci ascolta in modo particolare. Perché hanno avuto un momento di difficoltà? Quando principalmente ci sono dei mercati, c'è il Medio Oriente che richiede tantissimo i nostri prodotti, c'è l'Estremo Oriente, insomma abbiamo dei mercati esteri importanti. È perché c'è la crisi del mercato interno ed è stato sufficiente ad afflosciare o è successo qualche cos'altro secondo voi? Se analizziamo i due settori in modo specifico, partiamo dalla moda. La moda dobbiamo tener conto che nel Veneto le aziende artigiane rappresentano il 56% di tutte le aziende produttrici di questo settore, che è un settore importante per la moda perché le case di moda, pur essendo di origine prevalentemente francesi, la produzione avviene nel nostro paese, in Italia e soprattutto nel nord Italia, nel Veneto in particolare. Cosa è successo? È successo una serie di situazioni che abbiamo avuto le guerre, dalla guerra in Ucraina, dall'import-export della Russia, che era molto trainante in tutti i settori. Questo è da ricordare perché... Abbiamo poi la guerra nel Medio Oriente, gli Stati Uniti che hanno avuto il rinnovo delle loro cariche, anche questo ha un attimo messo in difficoltà il settore e la stabilità delle famiglie e di tutte le culture. Però alla fine cosa succede? Succede che nel 2024, rimanendo sulla moda, abbiamo avuto una produzione in positivo, però rispetto al 2023 e al 2022 una perdita notevole. Pensiamo che solo in America abbiamo avuto una perdita del 21% 2022-2024 e quindi è notevole. È tantissimo. Avevano, secondo noi, prodotto molto e ovviamente nessuno si aspettava le guerre, le situazioni politiche, gas, energia, chi più ne ha più ne metta, e quindi è rimasto molto prodotto invenduto. Ecco che quindi le case stanno cercando di fare il prodotto che sono sicuri a vendere al 100%. Quindi pur rimanendo nella produzione, ecco, fanno il minimo indispensabile. Quasi su ordinazione, me lo ordini e te lo faccio. Quasi su ordinazione. Preferiscono che uno non trovi il capo piuttosto che dire guardi che lo prendo da un altro negozio piuttosto da un'altra parte e glielo faccio avere. E questo ovviamente il mondo artigianale, che è il primo
che produce. A questo gli è stato detto: quest'anno si produce meno, si rivede tutto e quindi in difficoltà. È una difficoltà che dura tutta il 2024, è iniziata verso il fine 2023 e purtroppo abbiamo molti in cassa integrazione o perlomeno in orario ridotto. Però non è che si diceva che c'erano delle marginalità estremamente alte nel prodotto di lusso, di alta moda, comunque d'artigianale, c'erano delle marginalità notevoli. Sì, però purtroppo non è per le nostre aziende. I prodotti nelle nostre aziende arriva il supervisore che fa il controllo, direi quasi quotidiano, nel senso che è molto stretto, dove vengono forniti perché sono principalmente controterzisti le nostre aziende in questo settore e quindi gli vengono dati il numero dei pezzi da assemblare, quindi i capispalla piuttosto che altri, vengono contati, controllati e quindi questo dà la possibilità alla casa di alta moda di controllare al centesimo la produzione e i nostri artigiani sono sempre un po' tirati al minimo indispensabile. Ecco, i margini stanno in quello che è tutta l'organizzazione delle case. La filiera è lunga, e siccome la filiera giustamente è lunga, devono cercare di marginalizzare il più possibile, insomma. Anche perché, c'è un'altra cosa che da aggiungere, la gente ha cambiato un attimo anche la cultura dell'abbigliamento. Ecco, infatti volevo fare la domanda, lei ha prevenuto questa. È cambiato qualche cosa anche nelle persone, a parte il potere d'acquisto, perché è innegabile, le persone in Italia c'è un potere d'acquisto che è sceso notevolmente. Come è cambiato secondo lei? Cosa è cambiato? È cambiato innanzitutto la classe media, che è la parte principale di quella che spende e è leggermente in difficoltà perché le spese, mantenere una famiglia oggi come oggi, le spese sono molte, i stipendi sono grosso modo sempre gli stessi e quindi cercano di tirare il più possibile. La cultura del dopo Covid ha fatto sì che molti prendano, se prima prendevano 3 paia di scarpe e 5 magliette, bene, adesso ne prendono 1 e 2 magliette. Ecco che quindi questo ha messo un attimo. Perché questo? Perché si rifà a una cultura e a uno stile di vita molto diverso che è legato a tutto il settore dell'alimentare piuttosto che il turismo. Turismo, questo va. E quindi è il benessere, lo star bene. Perché lo star bene, la qualità della vita delle persone. Questo è cambiato. Esatto, la gente vuole vivere bene, stare bene, rinuncia a qualcosa, ad altre cose esagera, ma non è compatibile di certo con la mia di quando sono nato, più tantomeno dei nostri genitori. Assolutamente, ma com'è possibile che non ci sono più lavoratori artigiani? Forse non guadagnano abbastanza, lasciamo sempre più spazio alla manovalanza straniera? Chiede un telespettatore, che forse è del settore. E purtroppo questa è una grossa difficoltà che stiamo vivendo già da un po' di tempo. Abbiamo che i nostri collaboratori sono principalmente dai 50 anni in su. Manca il ricambio generazionale. Dai 50 anni in su? Dai 50 anni in su. Manca il ricambio generazionale, nel senso che abbiamo pochi giovani, soprattutto italiani, e quindi questo mette effettivamente in difficoltà le nostre aziende, perché ricordiamo le aziende artigiane italiane e venete sono famose perché lavorano per le case d'alta moda e non per altro, perché sanno lavorare bene, hanno le capacità di lavorare bene, che non vuol dire i macchinari, vuol dire proprio l'essere umano. E questo purtroppo è il nostro dilemma che stiamo vivendo da tempo. Stiamo cercando in ogni modo di contrastarlo, cercando con la regione piuttosto che con il governo, ai vari livelli come Confartigianato, di portare avanti delle scuole di alto livello legate al lavoro vero, quindi va bene tutta la parte di istruzione, però sia per la fase delle superiori piuttosto che anche per le università, bene, ci deve essere 1 anno, 2 anni o un sistema di praticantato, chiamiamolo tra virgolette, dove i ragazzi vanno effettivamente nelle aziende a capire come funzionano e a provare
qual è la differenza tra il mondo dello studio, che è indispensabile, e il mondo del lavoro. Ecco, io faccio un po' l'obiezione che è stata fatta anche da alcuni ragazzi che ho avuto modo di avvicinare, che stanno facendo dei progetti anche di studio superiore anche all'estero, con il famoso Erasmus, eccetera. Chi ha fatto questi stage, perché poi sono crediti formativi, no? Questi percorsi, adesso non so tecnicamente come devono chiamarsi, dicono no, non vorrei mai lavorare in queste aziende del territorio. Quindi non so più se sia veramente producente o controproducente, perché ci sono delle dinamiche che i giovani, lei diceva sono cinquantenni, è vero, i giovani non si riconoscono, lei diceva è cambiata la cultura del lavoro e infatti non si riconoscono in questa cultura, accettano magari anche degli orari, dei turni diversi, più impegnativi, ma in una multinazionale prestigiosa, una retribuzione prestigiosa in centri di un certo genere. Che cosa obiettate? Però non è così la situazione. Primo perché i contratti sono contratti nazionali del lavoro da parte del CNEL, e quindi non è che ce li possiamo inventare noi, quindi quello che prendono da me prendono grosso modo anche nell'industria. Quindi un artigiano che lavora da me, anzi, ha il vantaggio che spesso riesce a fare anche qualche ora in più, piuttosto di avere delle agevolazioni. Diciamo che il grande divario che c'era una volta si sta piano piano Ma con l'estero, io dico con l'estero, con le esperienze estere, perché noi abbiamo un problema di flussi di giovani non solo verso l'estero. I giovani vanno all'estero perché, anche qui secondo me, secondo quello che emerge, perché pensano di trovare chissà che cosa. Io ho esperienze di ragazzi che sono andati nella famosa Australia, nei famosi paesi Canada e via dicendo, dopo tornano. Ecco. Altri invece, per carità, che rimangono. Ma questo fa parte, secondo me, della cultura dell'Europa. L'Europa è fatta perché ci sia un flusso di andata, di uscita e di ingresso e di rimanenza dove l'Europa è unica, insomma. Certo. Per cui, ecco. Mentre tornando al discorso degli stranieri, qui è un altro tema, gli stranieri. Noi abbiamo bisogno di persone di qualsiasi nazionalità che abbiano voglia di vivere nel nostro territorio, nella cultura dei nostri. Perché qual è il problema? Non è il problema economico, il problema è che, anche per esperienza diretta, si mettono all'interno della stessa azienda più religioni, più culture, a volte litigano anche tra di loro. Sì, infatti diventa difficile la convivenza. Quindi diventa non la difficoltà con l'imprenditore, ma anche tra di loro. Quindi cercare di metterli insieme non è facile, però secondo me ci deve essere un periodo di crescita attraverso le nostre culture, il nostro modo. Dopo ognuno ha la sua religione e nessuno ne dice niente. Un'altra cosa che c'è invece da aggiungere, che accennavi, che è vero e quindi avviene molto più spesso da noi che nelle grosse aziende, che i nostri dipendenti, soprattutto quelli dai 50 a essere più giovani, loro chiedono di avere più tempo per loro. Qualità della vita. E quindi qualità della vita. Loro dicono inizio alle 7 di mattina, faccio mezz'ora di pausa, però io alle 4 finisco, il sabato non voglio lavorare, la domenica non voglio lavorare perché ho la fidanzata, perché ho il tennis o qualsiasi cosa che riguarda la qualità della vita. E questo è un aspetto è un aspetto importante, ma che noi nelle nostre aziende applichiamo. E quindi non c'è assolutamente questo problema. Certo, lei è un imprenditore virtuoso. Andiamo a leggere l'ultimo messaggio e poi andiamo subito in pubblicità, poi torniamo insieme. Mi sembra di aver letto che le uniche attività in crescita sono quelle legate al settore turismo, che è trainante per l'Italia, ma non è rischioso affidarsi ad un unico settore. Grazie, rispondiamo dopo la pubblicità, tra poco.